Buongiorno a tutti, rieccoci qui dopo un breve tempo, anzi tanto tempo che non ci ascoltavamo, non ci sentivamo più. Andiamo sulla flavescenza dorata, molto brevemente. Abbiamo al decreto di lotta obbligatoria numero 35 dell'8 maggio 2024, dettato dalla Regione del Veneto. Siamo già arrivati all'indicazione del primo trattamento per le aziende biologiche che va dal 7 al 17 giugno. Con quali prodotti? Con prodotti che vanno bene contro gli insetti che sono ancora nelle prime fasi, nelle prime età. Parliamo naturalmente dello Scaphederus titanus, prima e seconda età. Azadiractina, Beauveria bassiana, piretrine, olio essenziale di arancio dolce, sali potassici di acidi grassi. Eventuale uso del caolino. Ok? I prossimi trattamenti contro lo Scaphederus titanus nelle aziende biologiche vanno a 7-12 giorni uno dall'altro. Quindi 3 trattamenti obbligatori andiamo, per esempio, il 10, il 20 e il 30 di giugno, con le piretrine però successivamente. Nel convenzionale sono date ancora da dettare, quindi le detterà la Regione del Veneto sulla base di monitoraggi sull'età dello scafo, quindi quando andremo dalla seconda a terza età e più avanti. Il primo trattamento obbligatorio nel convenzionale parlerà di utilizzo di prodotti a base di acetamiprid, flupiradifuron, sulfloxaflor. Ecco, questi sono i prodotti che sono indicati e consigliati in questo primo intervento. Il secondo intervento invece indicherà solo l'utilizzo di prodotti a base dei piretroidi. Stiamo molto attenti a questo. Non sto qua a dilungarmi su quelle che sono le indicazioni dettate sugli obblighi e le attenzioni da porre al vigneto quando si ha a che fare con l'estirpo delle piante sintomatiche in principal modo, e quindi l'attenzione anche dopo, quando si fanno i trattamenti insetticidi, nei riguardi delle api, soprattutto delle api. Abbiamo visto anche un esempio di quelli che sono i sintomi da parte della flavescenza, ma purtroppo li conoscete un po' tutti. È quello che si vede già da adesso sull'inizio del mal dell'esca. Sarà un anno molto difficile nei confronti della peronospora, viste tutte le acquazioni che abbiamo a che fare nel quotidiano. Per quello che riguarda l'uidio, quando avremo un innalzamento dell'umidità che abbiamo già subito in questi ultimi giorni, con temperature elevate, il discorso della botryte nei grappoli, siamo nel periodo della fine fioritura, legagione, come vediamo anche in questo filmato, e quindi attenzione anche al mal dell'esca e tutte le altre malattie che purtroppo in annate come queste risulteranno fatali per chi non saprà condurre al meglio il proprio vigneto. Ci vediamo la prossima volta.